Il disegno di legge 61 rappresenta per noi un intervento ampio e ambizioso che si propone di riordinare e semplificare la normativa regionale in materia di commercio e turismo, due settori strategici per lo sviluppo economico e sociale della nostra regione. Con questo disegno di legge la Regione Friuli-Venezia Giulia compie un passo importante nel riordino in maniera organica e coerente due settori fondamentali per la nostra economia, per la vita dei nostri territori. Rappresenta una vera e propria riforma attesa da tempo, che semplifica le norme, valorizza il ruolo delle imprese, sostiene la competitività dei nostri operatori e promuove un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sull'innovazione e sulla coesione sociale. Accogliamo con favore la sua apertura, Assessore, a voler costruire una norma trasversale attraverso un percorso partecipato, coinvolgendo enti locali, categorie economiche, noi consiglieri, il che non è scontato. È un metodo che riconosciamo e apprezziamo perché solo dal confronto può nascere una legge capace di rispondere davvero ai bisogni del territorio. Durante l'esame del provvedimento abbiamo contribuito in maniera costruttiva a migliorare il testo, sia dal punto di vista tecnico e funzionale come per il commercio mercatale, ma anche dal punto di vista dei principi, tant'è che abbiamo presentato 25 emendamenti, di cui 11 approvati, per la quale la ringrazio. Volevamo rafforzare alcuni aspetti, quali ad esempio la parità di genere, perché crediamo che l'equilibrio e le pari opportunità rappresentino un fattore di crescita per l'intera comunità regionale. Abbiamo inserito elementi a tutela del lavoro e dei lavoratori, convinti che la competitività non possa essere disgiunta dalla dignità e dalla qualità del lavoro. Lo abbiamo fatto appunto con un emendamento che prevede la riqualificazione professionale, che poi abbiamo convertito in un ordine del giorno che ha ritenuto appunto doverci approvare. Abbiamo valorizzato, sempre con i nostri emendamenti, la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali. Si tratta di una legge, infine, che guarda al futuro, che unisce lo sviluppo economico e la tutela sociale, che promuove la valorizzazione dei centri storici, delle attività di prossimità e del turismo sostenibile, ponendo al centro la persona e la comunità. Per tutte queste ragioni, come Movimento 5 Stelle, esprimiamo voto favorevole al disegno di legge 61, convinti che rappresenti una base solida su cui costruire insieme una regione più moderna, più equa e più competitiva.